Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo sul WWE. Allora fioi, siamo a WrestleMania 7, Hulk Hogan, Sergeant Slaughter, 24 marzo 91, Los Angeles, California. Allora, Sergeant Slaughter torna alla WWE verso la fine del 90. Con un annuncio shock, ha cambiato bandiera e ora parteggia per l'Iraq. Voltando le spalle alla WWE e all'America. Alla Royal Rumble 91, Slaughter starà per la WWE Championship a The Ultimate Warrior, mentre Hogan trionfa nella Royal Rumble per il secondo anno consecutivo. Dopo il match Hogan va su tutte le furie quando viene a sapere che Slaughter sta offendendo la bandiera americana. Hogan promette all'America e ai suoi Hulkamaniac di strappare il WWE Championship a Slaughter a WrestleMania. No, fiori con la bandiera dell'Iraq, ma no, che fail. The WWE champion, Sergeant Slaughter, has turned his back on America. Well, Slaughter reinvented himself, wrote a whole new playbook. If Hogan expects to win this match and the WWE title, he'll have to pull out all the stops. It is easier. Ormai le sue impressioni sono sempre più fighe, qua non vedo l'ora di arrivare negli anni d'oro, negli anni che ho vissuto di più io, cavolo. Sergeant Slaughter. È cambiata anche la cintura, mi sembra, eh? E adesso ragazzi ancora Hogan, cioè Hogan ha fatto un po' di WrestleMania, pochi. Guardatelo. Guardatelo Hogan, un po' nazionalista Hogan, poco. The real America. Eccolo qua ragazzi. Il grande Hogan è pronto a dominare WrestleMania. Ok, partiamo. E vediamo di portare a casa anche questo risultato. Eccolo qua, Sergeant Slaughter, Hogan. Ok, qua abbiamo tutti gli obiettivi. Ecco bene. Contromossa comendiana. Vai, grandissimo Hogan. E Hogan parte in quarta, ragazzi. Vai, muori, crepa obesoide. Ecco. Contromossa ancora comendiana, molto bene, molto bene. Eccola là. Aia. Contromossa ancora comendiana, dai che stiamo andando molto bene. Vai, buttiamolo. Pacche. No, contromossa ancora di Slaughter del sergentone. Troppo tardi, cazzo, troppo tardi. Dai, crepa, mi piace spammare. Grande Hogan. Hogan domina, ragazzi. Hogan domina. Eccola là, appena detto, e subito. Troppo presto. Contromossa ancora. Ragazzi, Hogan è veramente, cioè, sempre il fiore degli anni, cazzo. Questo non... È devastante, cazzo, devastante quest'uomo. Capelli sempre uguali. Contromossa ancora comendiana. E vai Hogan! Hogan scatenato, ragazzi. Hogan scatenato. Ma poi arriva il sergente, ma rompermi il cazzo. Contromossa. Eccola là, mi ha rotto il cazzo.
Ci avete rotto il cazzo. Bam! Grandissimo. Eccola qua. Vediamo se riusciamo già a vincere. Sarebbe bello, cazzo. 1, 2 e 3 subito. Hogan distrugge il sergente Slaughter in 4 minuti. In 4 minuti il sergentone è andato. Mamma mia, un match veramente velocissimo. Grandissimo Hogan. Eccolo qua con la bandiera americana. Tre titoli WWE e di nuovo campione. Ragazzi, Hogan è troppo forte per tutti. The America. Guarda, l'altro si pavoneggia sempre, è pazzesco. È sempre carichissimo, ragazzi. L'Alcamania continua. È sempre che si gasa, ragazzi. E finisce anche questo WrestleMania. Guardatelo, guardatelo. Spettacolo puro. WrestleMania. Copyright 1991. Ragazzi, WrestleMania 8. Randy Savage vs Ric Flair. 5 aprile 92. Il WWE Champion. Nature Boy Ric Flair, cercando di consolidare la sua fama leggendaria per settimane, fare tutto per inimicarsi Macho Man o Randy Savage, o Savage, o come cacchio volete, fino al loro scontro a WrestleMania. Flair prende di mira l'unica vera debolezza di Savage, il suo amore per Miss Elizabeth. Flair dice di aver coinvolto Elizabeth in una bollente relazione clandestina. Come prova mostra fotografie di Elizabeth e se stesso a cena insieme. Settimana dopo settimana Flair minaccia di rendere pubbliche delle foto di Miss Elizabeth ancora più compromettenti, ma Savage resta impassibile, trattenendo la rabbia per scatenare al momento opportuno a WrestleMania 8 con il WWE Championship di Flair in palio. Andiamo, ragazzi. Ragazzi, siamo a Indianapolis. Eccolo qua, ragazzi, mamma mia, Ric Flair, che grande. From Charlotte, North Carolina, weighing 232 pounds, the WWE Champion, Ric Flair. This is what it's all about. The goal is on the line. The WWE Championship, held by Ric Flair. And Ric Flair è sempre Ric Flair, ragazzi. Now, if you want to be fair to Flair, you got to be fair and say, that's one heck of a road. Confidence oozing out of the reigning champion, Ric Flair. Bellissima anche la canzone di Rick, mamma mia, una delle più belle. Guardatelo. Vai, ragazzi, e adesso però abbiamo Macho Man, fieri. And introducing the challenger from Sarasota, Florida, weighing 245 pounds, Macho Man, Randy Savage. Listen to this place go crazy. Bello sto completo, mi piace. For the Macho Man. Oh, this match is gonna make history, JR. All the wins. Andiamo però, dai. Che ho voglia di spaccare il culo a tutti. WWE Championship. Dai, ragazzi, per orgoglio, dopo quello che è successo con Miss Elizabeth è il minimo. Contromossa come Indiana subito. Dai, Flair, non rompere il cazzo. Dobbiamo cominciare subito bene. Bravo Kuma. Dai che voglio sbarazzarmi di Flair in maniera abbastanza veloce. Contromossa ancora, mangiami. Adesso no. Ma cosa fa? Ma cosa fa Flair, ragazzi? Che drogato. Grande Kuma, dai. Contromossa ancora, col comandore non c'è niente da fare, ragazzi. È troppo gasato. Bel pugnazzo. Dopo break.
Dai che però Flair è già in difficoltà, ragazzi, è già il corpo giallo, è già in difficoltà, Fioi. Bastardo, vai cazzo. Non puoi, cazzo, fare questo a Macho Man, cazzo, non orgoglio, la donna che amo, stronzo, biondone. Bravissimo come noi stiamo giocando, veramente, alla grande. Il comedone scatenato. Bravissimo, vai che andiamo di mossa finale. Vai! Yabadubadu! Che cazzo so di dirlo, lo so. Oh, il primo obiettivo è andato, eccolo qua. Bastardo, bastardo. Tira lì i capelli. Cosa ha dato? No, il tirapugno! Che cazzo è? Bastardo. Eccola là, aia. Maledetto. Leggero oggetto non identificato. Questa l'ho sentita, Sfugge la figure for log, la mossa finale di Flair. Ecco Miss Elizabeth, ragazzi, eccolo qua il suo balletto. La figure for leg. For log, vabbè, che cazzo si dice. Veloce. Ciao. Perfetto, se lo fare quella roba là però che non sono capace. Cioè nel senso, mi riesce una volta ogni 60 anni. Rope break, ecco, mi va sempre in rope break, lo so. Veloce. Cioè, ha vinto Flair, incredibile. Bisogna massacrarlo per bene, ragazzi. Bravo, Macho Man. Dai che lo massacriamo, Flair, dai che lo massacriamo. Che voglio trombare Elizabeth. Ma siamo sempre vicini alle corde, cazzo. Siamo sempre vicini alle corde. Vai. No, basta. Ma come cazzo fa? Ecco, cagata come indiana. Ecco, adesso che sono verso la fine comincerà a risvegliarsi Flair, eccolo là. No, queste mosse sono pesanti, ste mosse. Troppo tardi. Bravo come. Ok, la testa è rossa, ragazzi, purtroppo sto stronzo. No, ma dai. Dai, veloce. Bravo come. No, ho sbagliato come al solito, ogni tanto ora a cappellare. Bravo come. Vai Cube! Grandissimo. Grandissimo comandone. No. Non esiste. Vai Cube. 1, 2, 3. Sì cazzo. Cosa fa Flair? No, oh. E se la bacia. Eccola qua, il grandissima Elizabeth. Grande Elizabeth. Adesso lo porta via, salto perfect. Comunque ha vinto Macho Man. Flair ti ha perso, ci sei fatto che bastonare da una donna, va a casa. Rick, vai a casa che è meglio. E Ric Flair è andato a fanculo. Ed è finito, ragazzi, con un bacio. Copyright 1932. È finito anche questo WrestleMania. Ragazzi, WrestleMania 9, Yokozuna vs Bret Hitman Hart, 4 aprile 93, Las Vegas, WWE.
WWE Champions. Andiamo. Anzi, ship, perché è championship. Ragazzi, siamo all'aperto, fioi, Las Vegas, incredibile. Ragazzi, qua le sovrimpressioni stanno veramente cambiando, Bellissimo però, guarda, stadio all'aperto, fantastico. As soon as Yokozuna came out to the ring, the sky became cloudy. That's a bad sign for Bret Hart. Il cielo si è annuvolato. Las Vegas have Yokozuna as the heavy favorite to win. No pun intended. Che bello però, cazzo, veramente sembra di rivivere veramente le sfide dell'epoca. Anche questo piccolino comunque, personcina piccola. Ok. And his opponent, Da Calgary, Alberta, Canada, weighing 234 pounds, Bret Hitman Hart. champion, Bret Hitman Hart. Listen to this ovation. Ma ragazzi, c'è anche Bret Hart. Legendary Wrestling Hart family. There's the Hitman. It has been a hellacious week for this young man, but he is here and he is ready. Questo sarà un bel match, ragazzi. Yokozuna has not once looked away from the WWE Championship around Bret's waist. He is focused and ready for this challenge. Ragazzi, andiamo. Yokozuna has been unstoppable since his arrival here in the WWE. Madonna, che grosso che è questo. Cosa devo fare le sweep Uphill battle con danni moderati? No, non mi piace questo personaggio qua. Ecco. Troppo lento per i miei gusti. No, ma potete darmi Bret Hart, cazzo. Contromossa. Vabbè, però c'è proprio una pippa. Mamma mia, che di merda che mi trovo. Ciao. Contromossa finalmente. Dai, facciamo qualcosa anche noi, grazie. Ok. Dai, cazzo. Dai, vecchio mio. Però questo è proprio lei. No, non mi piacciono sti personaggi lenti, cazzo. Sto besoide. Contromossa, mangiami il culo, Bret Hart. Io sono più figo di te in realtà. Dai, no. Aia. Contromossa. Ok. Dai, cazzo, con la nostra potenza teoricamente qualcosa dobbiamo fare a sto stronzone di Hart. Troppo tardi, non ho proprio le misure con questo, Grande, che culo. Leggera, moderata devo andare. Dai, Hart. Dai, Hart. Bravissimo Yokozuna. Tanta è stata la Zidane, fiori, la mossa di Zidane. Mamma mia, ragazzi, che bestia Las Vegas. Ecco, non posso fare la resweep perché sto coglione si è svegliato. L'ho massacrato. Ok, questa è andata. Contromossa. Occhio. Ciao, ciao, Bret. No, che culo. Dai. Dai, per cortesia. Ciao, ciao. Grande, grande Yokozuna, dai. Si è proprio incazzato, Aia. Maledetto Hitman. Questa è bruttina, anche questa è bruttina. Sharpshooter. Ti prego, salvati. Non ci credo.
E devo fare sto cazzo di super kick di merda. No, troppo ecco, io non sopporto quando non riesco a fare le contromosse. Che nervi, dai, calma. Contromossa. Dai, ma tanto è già a livello critico, cazzo. Dai che lo stiamo massacrando. Dai, Brad, dai, Brad. Mamma mia, che roba. Aia. Ciao, vecchio. Adesso devo fare sto cazzo di super calcio, mi sto concentrando perché in realtà non ho ben capito come si fa. Adesso si sveglia, ma puttana merda. No, dai, no, no, non può, però. No, non può tirarlo su così. Ma va a cagare. Ecco, come dominare un match e poi sto qua si è svegliato così. Cagare. Ecco. Ciao, amore. Sì, cazzo. Grande, vai, come vediamo se è già la vittoria. 1, 2 e 3. E vaffanculo. Mangiatemi il pacco. Mangiatemi il pacco. Grandissimo Yokozuna. Ora Hogan. Bret Hart had Yokozuna in the sharpshooter until Mr. Fuji Pazzesco, colpo di schifo però. in the hitman's eyes. Grande Hogan. Hogan! Hogan, you big man! Why Yokozuna? Hogan! Ti lancia una sfida. Yokozuna, issue your challenge. If any intestinal fortitude you would accept my Yokozuna challenge. Come on! Come on, you yellow belly! Pancia gialla. Bret's telling Hogan to go for it. And Hulk Hogan is in the Attenzione. Oh no! Fuji going for the salt and trying to blind Hogan. No, grande Hogan. Ok. Perfetto. Vai. Pam. Schieniamolo. Bella, no, Fioi. Grandissimo. Che nuovo. No, ha vinto il titolo. Ma non ci credo. Non ci... Anche lui l'ha detto. Certo che solo Hogan può fare queste cose. Che se no, questa era proprio da vedere in diretta, cazzo. Pazzesco. E Hogan ne va a vincere un altro. Incredibile Hogan. Non si crede, cioè come della televisione, cioè sono stato strasorpreso da questa cosa. Grande. Certo che Hogan, guarda come si pavoneggia, fa veramente un carisma. Copyright 93, ciao ciao. Ragazzi, è finita un'altra serie. Ok, perfetto. America. Ok, The New Generation. Ok, alla 94, ora ci abbiamo WrestleMania 10, Razor Ramon, Shawn Michaels, e qua cominciamo ad andare anche su match, soprattutto su personaggi che ho visto anche dal vivo. E basta, quindi abbiamo soltanto questo qua, perfetto. Quindi vediamo come siamo messi con
completato. Adesso c'è la nuova generazione, perfetto. Buono raga, quindi dal prossimo video andiamo a bomba con WrestleMania 10 Razor Ramon vs Shawn Michaels, il ragazzo che spezza i cuori. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.